Oggi festa dell'Insignito 2022, l'ANIOC si programma anche per le nuove attività, ma riconoscendo anche degli attestati per il lavoro svolto. Finalmente, dopo un anno di sosta, ritorna la settima festa dell'Insignito. Dal 2020 che non potevamo più fare niente, come d'altronde tutta l'Italia. Adesso la settima festa dell'Insignito è stata impreziosita da una conferenza molto importante che è relativa al Codice Rosso. Chiaramente si ritorna, come diceva qualche mese fa il prefetto, si ritorna a riconquistare, a rimpatronirci del nostro futuro. Noi speriamo di poter dare tanto alla comunità agrigentina, soprattutto dare ai soci tutte quelle soddisfazioni che loro si prendono per poter essere di utili al pubblico, agli amici, ai poveri, ai meno abbienti, soprattutto per essere utili. Ecco, il cavaliere di oggi deve avere questa missione e soprattutto un grande spirito di sacrificio. Consegnerete delle onorificenze? Sì, ne abbiamo raccolte 21, però per motivi diversi siamo stasera 16 nuovi soci, avranno l'attestato di partecipazione e avranno sicuramente il piacere di stare con noi. Oltre agli insigniti ci sono i soci simpatizzanti che sono con noi solo per il piacere di partecipare a queste manifestazioni. Obiettivi del prossimo anno? L'anno è in corso, abbiamo delle manifestazioni in programma che riguardano sempre il poter fare del bene agli altri, così come è stato con la festa di San Calogero. Noi ci vogliamo riproporre. Io ringrazio l'emittente che stasera ha voluto attenzionarci, ci manca la presenza del sindaco, noi saremo qua un centinaio stasera e soprattutto ci sarà tanta bella gente che avrà il piacere di ascoltare questa conferenza che riguarda la violenza in genere, soprattutto la violenza fatta da alcuni popoli verso altri. La guerra, noi siamo per bandire la guerra da tutti gli stati, non solo in Ucraina ma in tutta, nel Medio Oriente, in Africa. Conte Ronzani e quindi può parlare. Al delegato provinciale di Agrigento, commendatore Gaetano Marongiu e coordinatore regionale della Sicilia, a tutti gli insigniti, a tutti i soci ANIOC presenti alla settima festa dell'Insignito ad Agrigento. E un saluto particolare al premiato che oggi viene gratificato di questo nostro riconoscimento per avere veramente ben meritato, e la nostra associazione nazionale è fiera di poter annoverare tra le sue figure più apicali questo nostro luogotenente che sarà premiato